Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Maltempo da allerta arancione in Sicilia, allagamenti e raffiche di vento. La protezione civile invita a limitare gli spostamenti. A Trabia una giovane rimasta bloccata dentro l'auto è stata salvata dai carabinieri. Catania, sequestrati beni per 3 milioni a Carmelo Scilio, il re del narcotraffico affiliato alla Cosca dei Cappello. Era in carcere ma aveva 13 case, un ristorante, 4 auto e una ludoteca. Sottopagati per 65 ore a settimana senza ferie né malattie, lo sfruttamento di 37 impiegati in un supermercato di Biancavilla nel Catanese faceva leva sulla loro condizione di bisogno. 2 arresti. Bayesian, l'autopsia sul corpo del sub morto durante il recupero accredita l'ipotesi esplosione. Slitta per il maltempo la ripresa delle operazioni. Cambiamento culturale o grande flop? La realizzazione delle piste ciclabili a Palermo fa discutere e divide. Dare una seconda possibilità a chi ha commesso reati affetto da disturbi psichiatrici. Nasce nel Catanese un progetto dell'ASP per curare, rieducare e reinserire. Calcio, si ferma a Pescara, il sogno promozione del Catania, non basta la vittoria esterna per passare il turno. La dirigenza comincia intanto a gettare le basi per il futuro. Ben trovati e apriamo il nostro telegiornale occupandoci del maltempo, allerta arancione diramato dalla protezione civile che invita ad evitare gli spostamenti qualora non necessari. A farla da padroni certamente il forte vento, le forti raffiche di vento e gli allagamenti, ma sentiamo, ci fa il punto in questo servizio Adelaide Barbagallo. Temporali e forti raffiche di vento sferzano da ore la Sicilia, paura a Trabia nel Palermitano dove una ragazza è rimasta intrappolata dentro l'auto. Vediamo la sua vettura quasi sommersa dall'acqua e la giovane sul tettuccio. In suo aiuto sono arrivati i carabinieri, uno dei militari l'ha raggiunta e l'ha tratta in salvo. La ragazza sta bene ma è apparsa fortemente scossa. Queste immagini si riferiscono a Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento dove improvviso e potente si è abbattuto un downburst, il fenomeno meteorologico caratterizzato da forti correnti discendenti di aria fredda che impatta nel suolo e si espandono in tutte le direzioni con forza devastante. La piccola frazione di Ginostra nell'isola di Stromboli è di nuovo in ginocchio. La pioggia è tornata a far esondare i torrenti del borgo con le stradine invase da fango, pietre e detriti che le rendono impraticabili. Il borgo è anche senza luce, forti disagi per i residenti ma anche per i turisti arrivati ieri. Piogge intense e allagamenti a Palermo dove un albero è caduto su un'auto, temporali a Messina e Agrigento. Ancora per qualche ora sussiste l'allerta arancione della Protezione Civile regionale che invita ad evitare spostamenti non necessari. Domani previsto un leggero miglioramento e l'allerta d'arancione passerà al colore giallo. E oggi, mentre molte città decidevano di chiudere le scuole, a Messina invece circolava una falsa ordinanza che ha fatto impazzire letteralmente i genitori. Francesco Triolo. Le applicazioni meteo sullo smartphone, aggiornate di continuo, le chat di classe che esplodono di messaggi, lo sguardo rivolto alla pagina Facebook del sindaco in attesa di un'eventuale ordinanza di chiusura a scuola e la vita scolastica in periodo di allerta medio che a Messina ieri sera ha raggiunto uno dei picchi più assurdi e chi ve lo racconta oggi lo ha vissuto in prima persona. Riposti di zaini pronti per la gita a Lipari, saltata per la chiusura delle scuole nelle Isole Olie, si attendevano le decisioni per Messina, solo sfiorata dalle piogge. Mentre il comune fa sapere che le scuole resteranno aperte, comincia a circolare nelle chat di classe un documento PDF con tanto di intestazione, ordinanza sindacale numero 738, inoltrato più e più volte. In realtà un documento fake che è arrivato a conoscenza del sindaco lo ha mandato su tutte le furie, costringendolo ad una smentita ufficiale. Basile l'ha bollato come un atto grave e irresponsabile che non solo crea disinformazione ma reca confusione tra i cittadini. Ora è caccia ai responsabili. Adesso ci occupiamo della cronaca. Beni per 3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia a un esponente del clan Cappello attualmente detenuto. L'uomo era considerato il re del narcotraffico a Catania. Emanuela Corsi.
Era considerato il re del narcotraffico di Catania. Coordinava e gestiva il traffico di droga e i rapporti con i fornitori, stringendo patti con le endrine per l'approvvigionamento di cocaina dal Sud America e con le cosche mafiose palermitane per la marijuana. Carmelo Scilio, detto Melo Aricchiazzi, esponente del Clan Cappello, era finito in carcere lo scorso anno nell'operazione Devozione. Nel 2019, in un'altra operazione antidroga, la polizia gli trovò una corona tempestata di pietre preziose, simbolo del suo volersi imporre nel mondo del narcotraffico. Ora la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, su proposta congiunta della Procura e della Questura, ha emesso un provvedimento finalizzato alla confisca di beni per 3 milioni di euro, sulla base delle indagini condotte dalla Divisione Polizia Anticrimine e dalla squadra mobile della Questura Etnea, che hanno permesso di accertare non solo la pericolosità sociale di Scilio, ma anche l'ingente patrimonio accumulato negli anni e illecitamente acquisito. Tra i beni sequestrati ci sono 13 immobili, tra abitazioni, capannoni e terreni, 4 auto, un motociclo, un'attività commerciale attiva nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento dei bambini, 12 rapporti finanziari in fase di quantificazione, 9.600 euro e numerosi preziosi derivanti sempre dall'attività illecita. Un fiume di tangenti per pilotare appalti pubblici da milioni di euro è quanto ha scoperto la Procura di Agrigento, che ha fatto scattare 5 arresti e una raffica di perquisizioni tra le province di Agrigento, Trapani e Catania. Sentiamo Davide Sarto. Appalti truccati in cambio di tangenti è quanto emerso da un'inchiesta della Procura di Agrigento, che ha fatto luce su un presunto sistema corruttivo ben radicato, capace di condizionare l'assegnazione di lavori pubblici per milioni di euro delle province di Agrigento, Trapani e Catania. 5 le persone arrestate, 2 in carcere e 3 ai domiciliari. In cella sono finiti 2 imprenditori favaresi, Diego Caramazza, 44 anni, e Luigi Sutera Sardo, 58, volto noto della politica locale ed ex assessore e consigliere provinciale. Ai domiciliari Carmela Moscato, compagna di Sutera, sua figlia Federica Caramazza e l'ex dirigente dell'ufficio tecnico di Ravanusa, Sebastiano Alesci. Secondo gli investigatori, in cambio di mazzette, alcune imprese si assicuravano l'assegnazione di appalti milionari. Tra questi la ristrutturazione della rete idrica di Agrigento, finanziata con oltre 37 milioni di euro, ma mai avviata. Un'opera fondamentale per la città, dove in molte zone l'acqua arriva ancora a giorni alterni a causa di una rete vetusta e inefficiente. Nell'elenco anche la riqualificazione dello stadio Dino Liotta di Licata e i lavori sulla strada provinciale Salaparuta-Santa Margherita di Berice. Altre 8 persone risultano indagate, tra loro l'avvocato Rosaria Bentivegna, Antonio Belpasso, entrambi di Catania, Giovanni Campagna, segretario dell'ex assessore regionale Roberto Di Mauro, e il sindaco di Maletto, il catanese Giuseppe Capizzi. Secondo la squadra mobile e la procura, si trattava di un sistema collaudato che aggirava le regole della libera concorrenza, sfruttando subappalti non autorizzati e canali clientelari. Decisive per le indagini anche le segnalazioni dell'ANAC. Lo sfruttamento del lavoro sulla base e facendo leva su quello che è il bisogno economico è quanto accaduto nel catanese. Andiamo a Biancavilla, dove la Guardia di Finanza ha scoperto un supermercato con 37 impiegati con stipendi davvero incredibili per ben 65 ore di lavoro settimanali. 2 sono le persone finite ai domiciliari, il servizio. Lavoravano per 1,60 euro l'ora per 65 ore settimanali, 2 riposi al mese, turni massacranti, nessun rispetto delle ferie oltre alla mancata sicurezza del luogo di lavoro. Il triste scenario di sfruttamento è a Biancavilla nel catanese, dove la Guardia di Finanza di Paternò ha smascherato un sistema messo in atto in un noto supermercato affiliato alla grande distribuzione. Con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono stati posti agli arresti domiciliari il rappresentante legale, il direttore commerciale, sequestrata la società del valore di circa 3 milioni di euro, ora affidata ad un amministratore giudiziario. Erano in 37 gli impiegati caduti nel vortice di un lavoro inaccettabile, ma accettato solo per la grave necessità, un punto sottolineato dal procuratore di Catania Francesco Curcio, per il quale lo stato di estremo bisogno economico ha limitato la loro libertà di scelta. L'inchiesta ha consentito di quantificare un'omissione nella corresponsione delle retribuzioni pari a 1,6 milioni di euro e il mancato versamento dei contributi previdenziali per un importo di circa 1,15 milioni di euro.
euro. A rendere più grave il quadro è la scoperta, a carico del rappresentante legale della società, di azioni di autoriciclaggio legate ai profitti illeciti ottenuti dallo sfruttamento. Lavoratori in nero sono stati poi scoperti dai carabinieri ad Acate, 12 su 12 presenti in un'azienda agricola. Elevate sanzioni amministrative per 52.000 euro ed è stato disposto il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. E torniamo alla strage di Monreale, fondamentale per incastrare gli autori del triplice omicidio. È stata la coraggiosa denuncia della fidanzata di una delle vittime, il servizio. Il coraggio di dire e denunciare senza tentennamenti, con lucidità, in modo preciso, i fatti di cui è stata testimone. La fidanzatina di una delle vittime della strage di Monreale è stata fondamentale per incastrare alcuni degli autori della mattanza costata la vita a 3 giovani di Monreale. 3 accusati di strage sono già stati individuati e si trovano in carcere. L'ultimo è Mattia Sconti. Per la giudice Ivana Fassallo non ci sono dubbi, è il secondo giovane che ha sparato la sera del 27 aprile scorso. Nel proseguo delle indagini che hanno portato all'arresto di Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, si legge nell'ordinanza, emerge chiaramente il ruolo di Conti. Ha sparato mentre era in piedi e poi come passeggero a bordo della moto guidata da Acquisto. C'è la foto di gruppo consegnata dalla coraggiosa fidanzata di una delle vittime che lo ritrae con il giubbotto bianco descritto da numerosi testimoni. Distrutta dal dolore per la perdita di una persona a lei cara, l'ha postata manifestando tutta la sua rabbia. La ragazza era presente al momento della rissa, della successiva sparatoria e infine della fuga. La giudice ha riconosciuto il valore del gesto della ragazza, che ha reso possibile l'arresto di Conti, inchiodato anche dalle telecamere di sorveglianza, dai tabulati telefonici e dai suoi occhiali persi e ritrovati sul luogo della strage. Ma c'è anche un'altra foto postata su Instagram da un altro giovane. Il messaggio che l'accompagna è eloquente: chi a sinistra sparò e quello a destra portava il motore. Si cercano adesso gli altri complici. Slitta a causa del maltempo la ripresa delle operazioni di recupero del Bayesian, ma l'area dell'affondamento del veliero è stata dissequestrata dopo l'autopsia, i cui primi esiti, ci riferiamo naturalmente al sub che è deceduto, ecco, sembrano gli esiti dell'autopsia confermare l'esplosione in acqua. Maglio Viola. Una esplosione dovuta probabilmente a sacche di idrogeno formatesi durante le operazioni di taglio del Boma che tiene ancorato il grande albero allo scafo della nave. Sarebbe questa la causa della morte ad alta profondità del sub olandese di 39 anni rimasto ucciso la scorsa settimana durante le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero affondato il 19 agosto scorso a Porticello uccidendo 7 persone. L'autopsia sul corpo del sub è stata eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Palermo e i rilievi confermano che la morte è compatibile con gli esiti di un'esplosione. Non ci sono ustioni sul corpo, ma la ricostruzione parla appunto di un'esplosione che avrebbe fatto saltare alcuni pezzi di metallo che hanno tranciato i cavi delle telecamere che seguivano le operazioni e quelli dell'ossigeno, danneggiando anche la tuta del sub. Bisogna aspettare altre analisi per capire se la morte sia da attribuire alla decompressione improvvisa o ad altri fattori di profondità. Intanto possono riprendere le operazioni di recupero. La magistratura ha dissequestrato l'area, ma la ripresa delle attività in profondità attesa per oggi è slittata a causa del maltempo. L'azienda sta comunque svolgendo altre attività propedeutiche al recupero. Ed è morto dopo 7 giorni di agonia il giovane 23enne che era caduto dal tetto di una palazzina a San Cataldo mentre stava lavorando. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Rita Cinardi. Non ce l'ha fatta Raffaele Bottalico, il 23enne di Sommatino che il 7 maggio scorso era caduto dal tetto di un immobile di San Cataldo in provincia di Caltanissetta mentre stava montando dei pannelli fotovoltaici. Il ragazzo, studente alla facoltà di ingegneria, stava facendo una delle sue prime esperienze lavorative quando, per motivi che dovranno essere ancora accertati dai carabinieri, è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, oltre che fratture e traumi al volto e all'addome, tanto che nell'arco di 24 ore era stato operato per ben 3 volte dalle equip di diversi reparti dell'ospedale Sant'Elia. Nulla hanno potuto però i medici contro un quadro clinico drammatico che non ha lasciato scampo al giovane. Ieri pomeriggio, dopo aver trascorso una settimana nel reparto di rianimazione, ne è stata dichiarata la morte cerebrale. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi e già nel primo pomeriggio ha avuto inizio la procedura per consentire alle diverse equip dei centri che si occupano di trapianti di raggiungere il Sant'Elia e di eseguire il prelievo per tentare di salvare altre vite umane. Un gesto di grande civiltà e umanità, quello dei familiari distrutti dal dolore per un ragazzo pieno di vita, amato
stimato e ben voluto da tutti. Dall'inizio dell'anno gli incidenti sul lavoro in Sicilia sono aumentati drammaticamente. Le denunce di infortunio da gennaio a marzo sono state 1845, mentre nello stesso trimestre dello scorso anno erano circa 100 in meno. Catania svetta in testa alla classifica, seguita da Palermo e Messina, mentre Enna è all'ultimo posto. Con quello di Raffaele Bottalico i casi di morte sul lavoro salgono a 16 da inizio anno, un drammatico record che vede la Sicilia tra le regioni più colpite. L'Etna Valley sotto gli sguardi dell'Unione Europea come zona strategica per lo sviluppo e il rafforzamento della filiera in ambito continentale per la produzione delle tecnologie alternative come il fotovoltaico. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Stéphane Séjourné ha visitato oggi la zona industriale di Catania. Nelle immagini il passaggio della Gigafactory 3Sun attiva nella produzione di moduli e celle solari ad alte prestazioni. Questa è una sfida scientifica, ha commentato Séjourné, con una nuova tecnologia all'avanguardia nell'innovazione sul mercato dell'energia solare, ma anche una sfida ambientale, consentendo l'aumento della produzione di energia pulita in Europa. È una sfida geopolitica, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Europa lungo tutta la catena di valore. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi ci occuperemo dell'argomento caldo a Messina in questo momento, ovvero gli espropri per la costruzione del ponte sullo Stretto. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, andiamo a Messina. Il tema degli espropri di case e terreni per la costruzione del ponte sullo Stretto è certamente un tema assai interessante e molto discusso. Ecco i criteri per il calcolo degli indennizi. Francesco Triolo. Più si avvicina la data della decisione del CIPES sul progetto definitivo del ponte sullo Stretto, più diventa caldo a Messina il tema legato agli espropri nelle aree interessate ai cantieri dell'opera principale di quella a supporto, un tema sollevato anche in Consiglio Comunale, dove sono stati sviscerati i dettagli della delicata fase espropriativa. Il costo stimato per gli espropri in Sicilia è di 154 milioni di euro, 448 le unità immobiliari che dovranno essere cedute, 291 sono abitazioni che per il 60% rappresentano la prima casa per chi le possiede, 230 in Contrada Marge, a Torrefaro, 51 a Contesse, 10 in altre aree di cantiere. 120 sono invece negozi, botteghe, 37 i ruderi e fabbricati fatiscenti ai proprietari che potranno dimostrare di aver acquistato l'immobile prima del 30 giugno 2023. Sarà corrisposto un'indennità pari al valore di mercato dell'unità immobiliare maggiorato del 15%. Il valore di mercato viene stabilito sulla base dei parametri definiti dal testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità. Per le abitazioni principali inoltre è prevista un'ulteriore indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa fino a un massimo di 40.000 euro quantificata in base alle circostanze specifiche. Intanto però in attesa del CIPES è stato rinviato il Consiglio dei Ministri che ieri avrebbe dovuto esaminare il decreto legge sulle infrastrutture con l'aggiornamento dei costi del ponte che verranno ricalcolati. Quelli originari ammontavano a 8 miliardi e mezzo, mentre oggi sono stimati a quota 13 miliardi e mezzo di euro. Ed è un vero e proprio argomento divisivo a Palermo. Vi parliamo delle piste ciclabili che sono state appunto costruite. Per molti cittadini sono solo lamentele e polemiche che ha raccolto Marco Gullà. Spesi circa 8 milioni di euro per quelle che dovevano rappresentare un salto di qualità culturale per la città e invece in questo momento si stanno rivelando solamente delle corsie di un grande flop. Parliamo delle piste ciclabili a Palermo, in particolare in alcune zone periferiche della città, zona Oreto, Policlinico, Stazione Centrale e Università. Guardate queste immagini, le corsie riservate alle biciclette vengono sistematicamente invase da auto e moto. Inoltre molte corsie sono state create in zone periferiche dove c'è un grande traffico di auto e non mancano le lamentele dei residenti. Giuro che una bicicletta non l'ho visto passare, di quant'è che l'hanno messo, perché qua non è una cosa le bici, cose. Come commercianti il fatto dei posteggi delle macchine, le persone sono pure nei guai, non hanno dove mettere la macchina. Chi sta in macchina non hanno chi la posteggia, se non è chiamare su.
È una vergogna, per me è stata una vergogna. Non ce n'è parcheggi, ma non è che sono strade queste secondarie. E poi divento di sosta, divento di transito. Un esempio di cattiva pianificazione in via Sebastiano Lafranca, a 2 passi dal Policlinico. Qui le piste ciclabili passano davanti a 2 officine e un gommista, e non manca anche l'ironia sui social. Se posso sapere, non sono tutte queste biciclette che sta facendo tutte queste piste ciclabili, non sono tutte queste biciclette. Verrebbe da dire da green a grey, da verde a grigio, come il colore al momento di questo progetto. Andiamo nel catanese, a San Giovanni La Punta, dove è stato presentato un progetto dell'ASP che vuole offrire una seconda possibilità a chi è affetto da disturbi psichiatrici ha commesso dei reati. Eva Spampinato. Curare, rieducare e reinserire. In Sicilia nasce un progetto che mette insieme salute mentale e giustizia per offrire una seconda possibilità a chi, affetto da disturbi psichiatrici, ha commesso dei reati. Parte tutto dalla cura, dalla casa, un'abitazione tranquilla e confortevole come questa. Siamo a San Giovanni La Punta, nel catanese, che ospita 4 donne scelte come prime ospiti del progetto di co-housing promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Catania con il cofinanziamento dell'assessorato regionale alla salute. Durante l'arco delle 24 ore al momento non sono mai sole. Abbiamo scelto questa ubicazione di casa al centro del paese in maniera tale che loro potessero iniziare anche ad uscire, iniziare realmente questa relazione nella società. Una sfida importante per psicologi, psichiatri e operatori chiamati a valutare con responsabilità chi sia davvero pronto per un cammino di reinserimento, perché dare una nuova chance è un atto di umanità, ma anche un gesto che richiede equilibrio, rigore e attenzione. C'è un approccio scientifico molto rigido proprio per delineare dei percorsi possibili per persone come quelle che avete probabilmente visto anche in questa struttura, nel tentativo di recuperare una dignità di vita e un progetto di vita credibile e anche dignitoso. Oltre 120 professionisti sono già stati formati e 20 percorsi personalizzati sono in partenza. È un modo nuovo di erogare questo tipo di prestazione, quindi è un progetto in crescita, in progress. Sono già attive 5 co-housing nel territorio provinciale, a San Giovanni La Punta, Via Grande, Giarre, Bronte, Caltagirone. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, non basta la vittoria di Pescara per passare il turno. Il Catania ieri è stato eliminato dai play-off, l'obiettivo adesso diventa programmare il futuro. Sentiamo Marco Carli. La partita dell'Adriatico racconta la stagione del Catania, tentativi di dare una svolta come i 2 gol che hanno portato al successo di Pescara, ma anche, guardando appunto alla stagione, come la seconda parte del campionato in crescendo. Oppure la constatazione che l'handicap, come lo 0-1 del Massimino con gli abruzzesi o nell'annata il ritardo in classifica accumulato fra novembre e febbraio, renda vani gli sforzi. Così succede che una squadra che ha vinto le ultime 6 trasferte consecutive finisca eliminata. Non basta il cuore, non basta la rete del vantaggio di Di Gennaro nella ripresa, perché il Pescara pareggia con Tonin con le maglie della difesa etnea che si aprono mentre la squadra cerca il secondo gol. Un gol che arriva nel finale con la collaborazione del VAR, lo segna Montalto, ma è troppo tardi, finisce 1-2 e il resto è solo rammarico. Abbiamo provato a fare quello che ci ha chiesto il nostro allenatore, a metterci tutte le energie possibili, buttare veramente il cuore oltre l'ostacolo e dispiace, adesso l'amarezza è tanta. Oltre ai gol, tanti altri tentativi in una partita senza esclusione di colpi, qualche sbavatura dell'attacco etneo e qualche parata importante di Dini. Prendiamoci un po' di tempo per riflettere quello che è stata la stagione e poi, come faccio sempre, ogni anno mi siederò con la proprietà e parleremo di tutto. Futuro dunque, quello di cui non ha voluto parlare Toscano, una parola che ora diventa la più importante. Martedì è arrivata l'offerta irrevocabile d'acquisto per Torre del Grifo, partire dalla casa coinvolgendo il mercato e le nuove figure in società, a breve previsto l'annuncio di Zarbano, sarebbe uno dei modi migliori per cominciare a disegnare un epilogo di campionato diverso rispetto a quello vissuto allo Stadio Adriatico. E adesso il Palermo che è al lavoro per il primo turno play-off. I rosanero, lo ricordiamo, sono obbligati a vincere sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Il servizio di Marco Gullà.
Da ottavo nessuno ha mai centrato la promozione in Serie A, dati statistici che ovviamente pesano e che alimentano le perplessità sulle speranze di promozione del Palermo. Rosanero, che hanno chiuso la regular season all'ottavo posto, per centrare la Serie A nei prossimi playoff devono vincere almeno 3 partite su 5, a partire dal match di sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Nessuna promozione è mai arrivata da posizioni inferiori al quinto posto e non è difficile capirne il motivo. Il regolamento favorisce giustamente chi ha ottenuto migliori risultati durante le 38 giornate di campionato. Rosanero, che lavorano in vista del match di sabato alle 19:30, Dionisi tornerà ad affidarsi ai titolari, con poi Giampaolo in avanti e poi Brunori e Segre sulla tre quarti. A centrocampo tornerà la coppia Blen-Gomez, assente nella partita di martedì. In difesa Nicolao sarà squalificato e si farà il possibile per recuperare Magnani, attualmente alle prese con problemi muscolari. Tornerà titolare comunque Ceccaroni. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque il nostro telegiornale si chiude qui. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.